precipita nel fiume Gorzone, tragedia stamane a Stanghella, nel Padovano muoiono annegate madre 75enne e figlia 48enne, malore, distrazione o un guasto meccanico all'origine del dramma. Entrambe parrucchiere, madre e figlia, erano molto conosciute in paese per la loro attività. Il ricordo di chi le conosceva, la 48enne lascia 2 figlie adolescenti. A Ormelle è il giorno del dolore per la scomparsa di Alessandro Feletto, il 17enne morto ieri pomeriggio in sella allo scooter. Gli atti di indagine trasmessi in procura. Carenza medici di base. In Veneto 640 zone critiche, soprattutto nel Veronese e nel Vicentino. 86% di scopertura in più rispetto al 2019. Il sindacato SPI-CGIL preoccupati per gli anziani, situazione esplosiva. Paiolo delle Scimmie all'ospedale dell'Angelo, a Mestre i primi 3 vaccinati, sono over 80 che non hanno ancora mai contratto l'infezione e sono già stati vaccinati in passato contro il vaiolo comune. Uno stanziamento di 126.800.000 euro destinato alle scuole del Veneto nell'ambito del piano scuola 4.0 del Ministero dell'Istruzione legato al PNRR. Goletta verde di Legambiente oggi all'isola della Certosa. A Venezia positivo il report sulla qualità delle acque lungo le nostre coste, ma non bisogna abbassare la guardia, dice l'associazione. Ben ritrovati in diretta, buonasera, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 che parte dalla tragedia che si è verificata a Stanghella. Siamo nella bassa padovana, un doppio incidente mortale questa mattina, a perdere la vita madre e figlia che in paese gestivano un salone di parrucchiera. Eccola la Polo ripescata dal fiume Gorzone dai vigili del fuoco, guidata da Pamela Breseghello con a bordo la madre Anita Bertazzo. Le 2 donne sono morte annegate nel fiume del comune di Stanghella. Verso le 6 di mattina sono uscite di strada carambolando dentro al corso d'acqua. Hanno percorso più di 500 metri galleggiando nel fiume prima di affondare con l'auto. I soccorsi sono stati subito allertati da alcuni passanti che hanno notato il mezzo in acqua. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Este e da Rovigo con l'ausilio del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno fatto di tutto per salvare le 2 donne. L'auto si è inabissata e per loro non c'è stato nulla da fare. La profondità del fiume in quel tratto è di 4 metri. Pamela Breseghello aveva 48 anni, originaria di Stanghella, viveva con il marito e le 2 figlie nel vicino comune di Solesino. Gestiva il negozio di parrucchiera in via Roma, in centro a Stanghella. Anche la madre, Anita Bertazzo, 75 anni, era parrucchiera e aveva lasciato la gestione del negozio alla figlia. Non è chiaro perché transitassero a quell'ora in una strada arginale e cosa abbia causato l'uscita di strada, se un malore o un guasto alla vettura. Dubbi che verranno svelati dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La procura ha aperto inoltre un fascicolo per cercare di far luce su un dramma che ha fortemente scosso la comunità di Stanghella, che per voce del suo sindaco esprime tutta la vicinanza e il cordoglio alle famiglie coinvolte. Tutti siamo profondamente addolorati, credo di esprimere il sentimento di tutta la comunità di Stanghella rispetto a questo, questa vicenda amarissima, dolorosissima, ulteriormente aggravata appunto dal fatto che ci sono queste 2 figlie molto molto piccole che io ricordo da essere molto legate sia alla mamma che alla nonna. E quindi ancora tutto molto più, difficile e doloroso. E grande impressione anche tra la gente ha destato naturalmente l'arrivo della notizia a Stanghella, dove Anita e Pamela erano 2 volti molto noti all'interno della comunità. Era una bravissima ragazza, per quello sempre solare, aveva un'attività qui in paese, faceva parrucchiera, una bravissima ragazza, proprio niente da dire. Conoscevo sia la Pamela sia la mamma, le bambine purtroppo, e venivano a fare la spesa da me, erano clienti abituali e quindi dopo un po' anche un po' di amicizia, un po' di confidenza nasce e sì, sono cose che sì, sono brutte, tanto brutte veramente. Pietosa, buona, una persona buona, ma tantissimo proprio di cuore, veramente sempre solare e disponibile anche su. Guarda, posso dire solo un bene di questa persona perché veramente era una persona splendida. Le conoscevano tutti a Stanghella, Anita e Pamela, 2 persone solari.
I gestori di un banco del mercato raccontano di quanto Pamela fosse legata alle sue figlie. Ogni tanto le prendeva magari un piccolo pensierino perché si era comportata bene, allora prendeva il rossetto, lo smalto, insomma comunque le voleva veramente bene alle sue figlie. Infatti è una cosa che, ti dico la verità, non riesco a pensare che possa essere successa una cosa del genere proprio a lei. Infatti quando l'ho saputo stamattina alle 11 tramite il mio amico che è venuto con il video, ho visto la macchina e non volevo crederci veramente che fosse lei. Il pensiero ora va inevitabilmente alle piccole che hanno perso la loro mamma. 2 bambine carissime, veramente, venivano qui ogni settimana anche loro. E il marito purtroppo che è da Solesino e sì, non è... Un dolore immenso. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, sono cose che non dovrebbero mai succedere. E un ciclista di 63 anni, Michele Rosina, ha perso la vita questa mattina poco dopo le 7:30 a Lendinara, nel Rodigina, dopo essere stato investito da un'automobile a un incrocio. Era un appassionato di ciclismo, è stato travolto da una vettura condotta da un 42enne polesano che percorreva la strada provinciale 17 in direzione di Villanova del Ghebbo. E a Ormelle è il giorno del dolore per la scomparsa del 17enne morto ieri pomeriggio in sella alla sua moto. Non riusciamo a parlare, ci hanno detto i familiari sconvolti. In paese le lacrime di chi lo conosceva. Davvero non ce la faccio perché è ancora tutto fermo e quindi non sono neanche riuscito a vederlo. Più avanti sì, adesso non ce la faccio. Preferite non parlare oggi? Sì, preferisco non parlare. È il fratello Andrea a raccontare in poche parole il dolore che sta attanagliando un'intera famiglia qui in via Campania, Tempio di Ormelle. Dietro queste persiane papà Stefano e mamma Egle non si danno pace per la fine del loro Alessandro, 17 anni appena, studente all'Istituto Scarpa di Motta di Livenza. Soltanto sabato sera tutti insieme erano alla notte di vino organizzata dalla Proloco nel piazzale della chiesa parrocchiale, una festa di paese che aveva visto Alessandro spendersi in prima persona, come raccontano anche la catechista che lo aveva preparato alla cresima e un amico di famiglia, l'agronomo Vannino Negro. Era un ragazzo tranquillo, un bravo ragazzo, era tra i ragazzi che collaboravano, tra gli amatori della parrocchia, e sabato sera eravamo qui con la sua famiglia a fare festa e purtroppo poi è successo quello che è successo, insomma. Ragazzo solare, abbiamo cenato assieme domenica e dopodiché non dico di più. 24 ore dopo l'impatto a terra tra via Roma e via Campagnola, poco fuori dal centro di Ormelle, restano dei fiori chiari, diversi segni sull'asfalto e qualche piccolo frammento. La dinamica sembra cristallizzata. Alessandro era in sella al suo scooter quando, immettendosi a sinistra sulla strada provinciale, si è scontrato con il Ducato condotto da una giovane 29enne, un colpo violentissimo con il ragazzo sbalzato per circa 30 metri. I rilievi dei carabinieri escluderebbero responsabilità specifiche della conducente. Anche gli esami disposti, tra i quali l'alcol test, avrebbero dato esito negativo. Ora la salma di Alessandro è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo stesso Don Massimo, parroco del paese, è in contatto con i familiari, in particolare con il padre Stefano. Sicuramente è una notizia che ha riempito tutti noi di un grande dolore. Ci sentiamo adesso particolarmente vicini alla famiglia e ci stringiamo. Io in modo tutto particolare lo faccio con la preghiera. Un ragazzo che sapeva coltivare relazioni autentiche, dice sempre il parroco. Anche per questo è profondo il cordoglio in tutta la comunità. La Proloco ha voluto ricordare Alessandro con un post su Facebook. Qui ognuno sta lasciando un proprio ricordo e un abbraccio virtuale alla famiglia. Mi dispiace tanto per la famiglia. Queste cose no, capitano e ci lasciano senza parole. Speriamo solo che la famiglia, preghiamo per la famiglia perché trovi la forza di guardare avanti, insomma. Sono cose imponderabili, sono cose che purtroppo succedono, che segnano la vita di una famiglia, di tutti noi. Dal dramma di questo 17enne a un altro, perché continuano senza sosta le ricerche da parte dei sommozzatori del giovane residente a Lonigo che dopo un tuffo al lago di Lavarone non è più riemerso.
Ore di apprensione per le sorti del giovane vicentino 17enne residente a Lonigo, scomparso ieri nel lago di Lavarone in Trentino. Sono riprese all'alba le ricerche del giovane originario della Costa d'Avorio che vive in città da circa un anno, appartenente ad un gruppo scout locale con cui si trovava sull'altipiano. È scomparso ieri pomeriggio dopo un tuffo nel lago. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine il giovane si sarebbe tuffato da un pedalò pensando che l'acqua fosse bassa. In base a quanto riferito, il giovane non sapeva nuotare. Le indagini verificheranno se si sia trattato invece di una caduta accidentale. Immediate ieri pomeriggio sono scattate le ricerche che si sono interrotte nella notte senza esito. Stamattina a lavoro sono tornati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, i volontari di Lavarone e i carabinieri. Ricerche rese difficoltose dalle caratteristiche del fondale, acque torbide e melmose che in alcuni punti raggiungono i 25 metri. Voltiamo pagina, circa 640 zone carenti, il doppio rispetto al 2019, più di 1500 assistiti per ogni professionista, superiore alla media italiana, circa 1300 figure mancanti da qui ai prossimi 7 anni, pochissimi studi integrati, migliaia di pazienti, soprattutto anziani, senza di punti di riferimento. Si fa sempre più allarmante in Veneto la situazione dei medici di base, come conferma il consueto report di aggiornamento realizzato dall'IRES Veneto in relazione ai servizi sociosanitari offerti in regione. Maglia nera l'ULS 9 è Scaligera, seguita da quella Berica. L'ULS 2 Marca Trevigiana al quarto posto con 77 zone carenti. Sentiamo la preoccupazione del sindacato dei pensionati SPI-CGIL con le parole del segretario organizzativo veneto Fulvio Dalzio. Siamo in presenza di una vera e propria emergenza. La cosa riguarda trasversalmente tutte le province e la cosa ovviamente ci preoccupa in modo particolare soprattutto per le persone anziane che sono costrette magari a fare chilometri per rivolgersi al proprio medico oppure rivolgersi al pronto soccorso o alla guardia medica. Insomma, una situazione che rischia di diventare esplosiva. Noi riteniamo che la regione debba essere molto più incisiva rispetto invece a quanto è stato fatto fino ad oggi. Le borse di studio affinché i medici possano appunto diventare medici di medicina generale sono attualmente assolutamente insufficienti, così come bisogna spingere in maniera decisa e determinata per le aggregazioni dei medici di medicina generale e inoltre è necessaria una maggiore integrazione non burocratica ma prettamente sanitaria tra i medici di medicina generale e la struttura pubblica, le ULS in modo particolare. Vaiolo delle scimmie, oggi all'Angelo a Mestre i primi 3 vaccinati. I pazienti a rischio contagio hanno volontariamente richiesto la prima dose, salgono a 9 i casi registrati nel veneziano, 5 guariti, 4 in osservazione, eccetto un utente che proviene da fuori regione. I 9 pazienti sono tutti residenti nel territorio e provenienti dai distretti di Venezia, Mestre e Mirano Dolo, uomini tra i 20 e i 50 anni di età. 6 di loro, i più adulti, hanno fatto da ragazzini la vaccinazione contro il vaiolo. Il contagio avviene per trasmissione sessuale o venendo a contatto cute contro cute con le zone del corpo colpite dalla malattia. Fin qui la sanità, ora andiamo alla giornata politica. 2 le candidature di peso che scendono in campo, da un lato Silvio Berlusconi che ha sciolto le riserve e corre per il Senato, dall'altro Carlo Cottarelli, il super tecnico che abbraccia PD e più Europa. Sono qui per dirvi che ho accettato, ed è per me davvero un grande onore, l'offerta che mi è stata fatta dal Partito Democratico e da Più Europa di essere un candidato comune per le prossime elezioni politiche. Perché lo faccio? Lo faccio perché le prossime elezioni sono probabilmente le più importanti che abbiamo e che forse avremo per parecchi anni. Calano l'asso Cottarelli, PD e più Europa, è il super tecnico più volte papabile per la presidenza del Consiglio, il nome forte del centro-sinistra che così tenta di agguantare il voto moderato. Del resto, una delle partite è proprio questa, in vista dell'ormai certa alleanza tra Renzi e Calenda, che diverse fonti dicono sarà ufficializzata già nelle prossime ore. Sulle questioni di fondo l'accordo è raggiunto, ha detto lo stesso Calenda, ma per i Dem l'avversario principale resta Fratelli d'Italia, con Letta all'attacco
amico diretto di Giorgia Meloni. È evidente che Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cioè cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, però mi sembra un'operazione abbastanza complicata. Meloni è adeguata a essere premier, le parole di Silvio Berlusconi, che sembra superare le iniziali ritrosie sulla leadership del centrodestra, cavaliere che ha sciolto le riserve e si candiderà al Senato. Tra i cavalli di battaglia la flat tax, Forza Italia la vuole al 23, la Lega punta al 15. Noi vogliamo nel primo anno introdurla per le partite IVA fino ai 100.000 euro annui e poi progressivamente negli altri 4 anni di mandato introdurla il più possibile anche per i dipendenti. Prospettiva che infiamma anche la politica locale, irricevibile, anzi anticostituzionale per articolo 1. Nessuna delle grandi democrazie occidentali, per intenderci, nessuna delle grandi democrazie che hanno importanti sistemi del welfare ha sistemi di tassazione come quelli proposti dalla Lega piuttosto che da Forza Italia, ma appunto sistemi graduati diversamente ma impostati secondo il principio della progressività o della proporzionalità. Questione di sostenibilità per Italia Viva. Quando io dico che porto l'aliquota al 15%, vorrei che mi si dicesse quanti introiti in meno ha il governo, cioè lo Stato italiano, e come vengono compensati i minori introiti, perché è chiaro che questo significa sfasciare il paese. Uno stanziamento di 126 milioni e 800 mila euro dedicato alle scuole del Veneto è stato destinato nell'ambito del piano Scuola 4.0 del Ministero dell'Istruzione legato al PNRR di innovazione didattica annunciato oggi dal Ministro dell'Istruzione. Per il Presidente del Veneto Luca Zaia questi fondi sono una finestra sul futuro, un vero investimento solido che possiamo fare per i nostri ragazzi in un comparto, quello dei giovani, di cui questo Paese spesso si dimentica, dice Zaia. Goletta Verde di Legambiente oggi all'Isola della Certosa a Venezia, positivo il report sulla qualità dell'acqua. Questo futuro vogliamo sognare! Acqua, vento e solare! Questo futuro vogliamo sognare! Volontari e volontari di Goletta Verde oggi a Venezia all'Isola della Certosa per illustrare i risultati dei prelievi effettuati lungo le coste della nostra regione, report per il quale le acque del nostro litorale sono in regola, 11 punti campionati al mare e presso foci e canali, a Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, Eraclea, Portotolle e Rosolina. I dati della Goletta in Veneto sono buoni finalmente, quindi è una soddisfazione quello che possiamo esprimere. Dall'altro lato però non possiamo dimenticare che c'è ancora molto da fare. Uno, ce l'hanno raccontato i dati delle campagne precedenti. Nota dolente, in Veneto così come in diverse altre regioni italiane, sottolinea Legambiente, carente se non addirittura scarsa l'informazione sulla qualità delle acque ai bagnanti. Un aspetto che noi abbiamo riscontrato molto carente è quello della comunicazione, in quanto in tutti quanti i siti che abbiamo monitorato mancano le indicazioni previste per legge per i bagnanti relative appunto allo stato di qualità appunto delle acque che vengono monitorate. Mare Veneto da continuare a tutelare con la sua biodiversità. Anche quest'anno abbiamo visto attraverso la numerosa presenza di meduse che il sistema non è in equilibrio. L'anno scorso avevamo avuto il grande piacere della deposizione della tartaruga. Ci sono altre situazioni di grande importanza per il nostro litorale come la spiaggia del Fratino a Caorle, non adeguatamente tutelata dal comune di Caorle che non applica tutte le normative a tutela, ma questo per dire che la biodiversità è un valore. Veniamo a San Lorenzo, la notte in cui si guardano le stelle e a ogni stella cadente si esprime un desiderio. Tra i vicentini c'è chi scrive una poesia a San Lorenzo, chi chiede che la guerra finisca e chi vorrebbe trovare l'anima gemella. Ho scritto una poesia su San Lorenzo, su questo 10 agosto, che dovrebbe essere un giorno di grandi aspettative, no? Fatto di serenità, di gioia, di speranze, e ora più che mai lo desideriamo. Che stiamo tutti bene, in salute e che non ci sia più l'incubo del Covid. Un desiderio che riguarda di amore e di felicità. Per chi? Non lo so, non c'è ancora, chissà che arrivi presto. Essere felici insieme è una cosa semplice.
Confermo. Progetti per il futuro? Tornare a viaggiare di più. La pace, la serenità per tutti e un miglioramento delle condizioni economiche. San Lorenzo quello mi deve dare, che resti così come sono, io e tutta la mia gente, i miei nipotini e tutto, è la cosa più bella. Che passi questa pandemia. Pandemia e poi? E poi che vada tutto bene, che stiamo tutti meglio. All the best. Sono che la mia bimba sia con salute. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio. Correnti depressionarie provenienti da est portano un ulteriore lieve calo delle temperature. Caldo dunque nella norma. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 11 agosto sarà soleggiato, cielo poco nuvoloso fino al mattino, con ingresso di maggiore copertura nuvolosa dalle ore centrali a partire dalle zone montane. Precipitazioni generalmente assenti, salvo per qualche possibile piovasco o rovescio sui rilievi dalla sera. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Di mattina cielo sereno, in giornata arriveranno velature ad alta quota. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 18-22 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole salvo locali nubi basse mattutine e possibili rovesci o isolati temporali pomeridiani a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.